Fuori i ragazzini sono centinaia, aspettano tutti di entrare in classe. Per qualcuno è un ritorno, per altri è una novità che emoziona. Più defilate i genitori che scrutano da lontano i propri figli. Il preside prende in mano il microfono e dà la prima bella notizia. Nessuno sciopera nella sua scuola, così i genitori schivano la possibilità di dover riportare a casa i loro figli il primo giorno di scuola. Succede anche questo nella martoriata scuola che, con la campanella che suona, entra ufficialmente nel suo terzo anno di pandemia. Tra emozioni e scelta del look, agitazione soprattutto dei genitori, specie per chi è la prima volta, elementari, medie e superiori che siano. Torna alla scuola ed è sempre bello, mai come in questi travagliati anni. La speranza che appare più realistica quest'anno è che non si richiuda più. Basta lockdown, dunque la parola d'ordine dei rappresentanti istituzionali. Primo giorno di scuola dunque anche in Veneto per oltre 500.000 di studenti, qui siamo nell'Alta Padovana, dalle materne alle superiori. Un vero banco di prova per testare l'organizzazione delle classi, la tenuta dei trasporti con il rispetto del distanziamento e della capienza e il controllo dei Green Pass e dei tamponi effettuati per l'accesso in aula. Ci eravamo lasciati con l'impegno per una ripresa in presenza e in sicurezza e possiamo dire orgogliosamente che l'impegno è stato mantenuto, ha detto il presidente della regione Luca Zaia, che ha rivolto a tutti, studenti e insegnanti, il suo augurio di un buon inizio di anno scolastico. Tutti questi mesi in cui la scuola, gli studenti e i docenti sono stati costretti ad adattarsi a mesi e modalità di insegnamento alternative non prive di conseguenze, ci hanno dimostrato come la presenza, la socialità, la condivisione di conoscenze e idee siano fondamentali e abbiano un valore pari a quello delle materie di studio, ha concluso. Pare andare meglio anche sul fronte delle cattedre. I presidi segnalano che si sono visti molti più docenti prendere servizio ad inizio settembre, quindi si profilano orari a regime già dalle prossime settimane e intanto scattano anche le prime sospensioni. La dirigente del comprensivo di Albignasego nel Padovano racconta di 10 casi di persone sprovviste di Green Pass. Uno di loro ha anche denunciato la preside. Il primo giorno si era presentato senza Green Pass e non è stato fatto entrare. Tornato a casa si è rivolto ai carabinieri e ha presentato denuncia parlando addirittura di discriminazione razziale. Ma sono serena, spiega la dirigente, il decreto parla chiaro.